Ciao a tutti, buon Ferragosto. Sembra che la pioggia di ieri sera abbia rinfrescato un po', diciamo così, l'aria, il bosco, come si suol dire, ma non è proprio così, perché anche oggi fa molto, ma molto caldo. C'è anche questo messaggio, questo avviso della Protezione Civile del Veneto che dichiara lo stato di allarme climatico per disagio fisico, validità, valido quindi dal 14 agosto, che è già passato, al 16 agosto in tutto il territorio regionale. La Protezione Civile del Veneto, in seguito alle previsioni contenute nel bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria emesso oggi da ARPAV, Dipartimento Regionale Sicurezza del Territorio, UO Meteorologia e Climatologia, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. L'allerta sarà valida dal 14 al 16 agosto e interesserà le zone costiera, pianeggiante, continentale, pedemontana e montana Val Belluna. Per segnalazioni e informazioni di carattere sociosanitario è attivo il numero verde 800 535 535, fornito in collaborazione con il servizio telesoccorso e telecontrollo. Per emergenze specifiche di protezione civile è disponibile il numero verde 800 990 009. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.